concorso che inizia oggi, ma in realtà inizia domenica prossima, il concorso con i dilettanti. Siamo arrivati alla terza edizione della gara, questo concorso, con uno sforzo negli anni sempre maggiore, dobbiamo dire. Quest'anno in particolare, rispetto agli altri anni, c'è stata una campagna pubblicitaria notevole, anche uno sforzo economico notevole, sia da parte del Comune che da parte della Proloco che organizzano. Vorrei approfittare dell'occasione, anzi, per ringraziare il Sindaco e il Presidente della Proloco che hanno il coraggio, perché di coraggio bisogna parlare, di portare avanti questa iniziativa, cioè la gara a poesia, la gara tradizionale non è un concerto rock, insomma, non attira moltissima gente. Quindi investire sulla tradizione sarda, sulla cultura sarda da parte dell'amministrazione è anche un punto di merito. Noi da 3 anni stiamo facendo questo concorso soprattutto con due finalità. Una che è la finalità di riavvicinare la gente alla cultura e alla tradizione sarda, perché questo non è solo uno spettacolo, è un'operazione culturale. Avvicinare di nuovo i giovani che si sono allontanati, ci sono non molti giovani ormai che seguono la poesia sarda, riavvicinare la gente a questa che è una delle espressioni maggiori della cultura popolare isolana, conservare questa tradizione, pensare anche al futuro, insomma, i dilettanti, queste persone che cantano per diletto, non per conquista, sono soprattutto i ragazzi che si avvicinano, sono il futuro della gara, della tradizione sarda. Per questo quest'anno abbiamo voluto istituire anche un nuovo premio, proprio rivolto ai giovani che si avvicinano per la prima volta a cantare sui palchi, i giovani che saranno poi i professionisti di domani, quindi vogliamo anche creare questo ricambio per il domani in modo che questo tipo di tradizione non muoia. Una seconda finalità che la gara, questo concorso si propone, è quello di riportare la gara poetica a com'era prima, perché nel tempo si è modificata. Insomma, ci sono 2 cose principali, 2 innovazioni principali che abbiamo portato, che in realtà non sono innovazioni ma sono un ritorno all'indietro. Innanzitutto è un concorso, quindi è una gara a premi, c'è un vincitore. Prima le gare avevano sempre un vincitore. Col tempo le gare poi che si fanno, perché questa che ascolteremo oggi per professionisti, non c'è più una giuria, non c'è più la proclamazione di un vincitore. Io penso che invece proprio il nome, la gara, la disputa, la possibilità di superare l'avversario sia anche uno stimolo a cantare meglio e a progredire. Quindi questa è una delle cose che noi abbiamo introdotto il premio. La seconda riguarda la struttura della gara poetica, cioè abbiamo cercato di recuperare la parte finale della gara, che da 30 anni ormai, dalla fine degli anni 60, ormai non viene più effettuata sul palchi. Cioè la parte finale che era costituita da Samolla, un canto particolare, un canto difficile, con un artificio metrico, poetico importante, e che i poeti professionisti non hanno più cantato, non vogliono più cantare. Noi stiamo cercando di introdurla perché io penso che forse
una delle parti più importanti della gara al momento. Samoda era di solito dedicata al salto, cioè era un canto per il salto che si festeggiava nei paesi. Nel nostro concorso, che non è legato alle festività religiose, abbiamo deciso di porre un tema anno per anno per Samoda. Quest'anno il tema l'abbiamo dedicato a Brigata Sassari. Proprio oggi dal giornale dove sono rientrati dall'Afghanistan i nostri soldati della Brigata Sassari. Anche come, quindi abbiamo voluto mettere questo tema anche come riconoscimento a quello che stanno facendo in questi anni i nostri soldati, che stanno dando un'immagine della Sardegna che non è quella dei sequestratori, non è quella, ma è un'immagine di persone che sanno essere solidali, che sanno essere di aiuto in altre zone del mondo in cui ci sono persone meno fortunate di noi. Abbiamo cercato di coinvolgere anche, proprio perché il tema era questo, proprio la Brigata Sassari. Vi posso anticipare sin da ora che probabilmente il giorno della finale, spero anche qualche altro giorno, sarà presente il colonnello Secchi, che è l'autore dell'inno di Momia per la Brigata Sassari, che ci parlerà un po' appunto della Brigata. Poi passiamo invece a quello che è proprio il concorso. Avevamo posto un limite di 9 partecipanti, sono arrivate 12 domande. Per non eliminare nessuno, stavamo pensando di stravolgere un po' quella che era la scaletta di questo concorso, che prevedeva 3 giornate eliminatorie e una finale con i vincitori delle varie serate. Con 12 partecipanti stavamo pensando di aggiungere una serata eliminatoria, quindi non solo il 16, il 23, il 30 e il 6 finale, ma aggiungeremo, probabilmente ormai siamo arrivati a quella soluzione, aggiungeremo una giornata, il 5 di eliminatoria, che arriveremo ad una finale a 4 anziché a 3 cataloghi. Abbiamo istituito un premio per i giovani, proprio per incoraggiare i giovani, un premio di 250 euro, e quindi i giovani li collocheremo, i giovani al di sotto dei 35 anni, li collocheremo, scusate un attimo, inconvenienti della diretta. Faremo una serata dedicata esclusivamente ai giovani, che sarà il 16, al di sotto dei 35 anni non sono poi tanto giovani, ma in questo mondo si possono considerare giovani, e ci sarà un premio per il vincitore di quella serata. Naturalmente chi vincerà la serata giovane parteciperà anche alla finale con gli altri. Per gli altri faremo, non ci sono problemi per la prima serata ai giovani, perché ci sono 3 iscritti al di sotto dei 35 anni, quindi saranno 23 che cadranno 16. Per gli altri, per farli cantare, faremo degli abbinamenti tramite stazione a sorte. Io penso che potremo fare nell'intervallo della gara di stasera davanti a tutti, così abbineremo 3 per serata. Come l'anno scorso ci sarà una giuria che giudicherà i cantatori, ma voterà anche il pubblico. Quindi daremo delle schede al pubblico, quest'anno 2 schede, una per decretare il vincitore di ogni serata, quella della serata finale, e una per decretare la miglior moda, perché abbiamo istituito anche un premio di 250 euro quest'anno, questa è un'altra novità,
per la miglior moda. Poi mi sembra di aver detto quasi tutto. Ricordo solo che lo sforzo dell'amministrazione comunale per la Proloco è uno sforzo anche finanziario, perché si dà da partiti premi. Il vincitore assoluto riceverà 500 euro, al secondo classificato andranno 200 euro, al terzo classificato andranno 150 euro. Poi il premio per Samoa ne ho già parlato, il premio per il giovane ne ho già parlato, in più daremo 150 euro di rimborso spese a tutti i partecipanti. Quindi è un impegno abbastanza forte. Io spero che il pubblico sia presente, che ci sostenga anche, che ci incoraggi per portare avanti questa manifestazione nei prossimi anni. Adesso diamo il microfono ai cantatori e ai professionisti. È anche un modo utile per i professionisti per confrontare la gara dei professionisti con quelle che saranno quelle gare dei dilettanti. Stasera alterando Mureto e Ladu, e sono accompagnati dal loro Santo Giovanni di Borgosolo, quindi possiamo, vi ringrazio per la pazienza, possiamo iniziare.
avvena sul solo di zero panzena. Salada, y ni el puro olvidado, saca.
melodie que vía ignoro hanno scantato a intro de un ospizio. Espriminde son nostro faedoso, hanno storrato sano, son bezzedo.
tu sei diverso dai ignorante. Tempo de prima, che plus importante, lo vini tutto sua cantone in mano. E ancora domando soy minore, se chi istruia da tutto sos pastores. Sardegna, ogni cantone. Che passione omine massiccio, chi non ne nasce brus, commente a esso. Andai a terra gente
Distingue sol minutos
Siamo arrivati alla terza edizione della gara, questo concorso, con uno sforzo negli anni sempre maggiore, dobbiamo dire. Quest'anno in particolare, rispetto agli altri anni, c'è stata una campagna pubblicitaria notevole, anche uno sforzo economico notevole, sia da parte del Comune che da parte della Proloco che organizzano. Vorrei approfittare dell'occasione, anzi, per ringraziare il Sindaco e il Presidente della Proloco che hanno il coraggio, perché di coraggio bisogna parlare, di portare avanti questa iniziativa, cioè la gara a poesia, la gara tradizionale non è un concerto rock, insomma, non attira moltissima gente. Quindi investire sulla tradizione sarda, sulla cultura sarda da parte dell'amministrazione è anche un punto di merito. Noi da 3 anni stiamo facendo questo concorso soprattutto con due finalità. Una che è la finalità di riavvicinare la gente alla cultura e alla tradizione sarda, perché questo non è solo uno spettacolo, è un'operazione culturale. Avvicinare di nuovo i giovani che si sono allontanati, ci sono non molti giovani ormai che seguono la poesia sarda, riavvicinare la gente a questa che è una delle espressioni maggiori della cultura popolare isolana, conservare questa tradizione, pensare anche al futuro, insomma, i dilettanti, queste persone che cantano per diletto, non per conquista, sono soprattutto i ragazzi che si avvicinano, sono il futuro della gara, della tradizione sarda. Per questo quest'anno abbiamo voluto istituire anche un nuovo premio, proprio rivolto ai giovani che si avvicinano per la prima volta a cantare sui palchi, i giovani che saranno poi i professionisti di domani, quindi vogliamo anche creare questo ricambio per il domani in modo che questo tipo di tradizione non muoia. Una seconda finalità che la gara, questo concorso si propone, è quello di riportare la gara poetica a com'era prima, perché nel tempo si è modificata. Insomma, ci sono 2 cose principali, 2 innovazioni principali che abbiamo portato, che in realtà non sono innovazioni ma sono un ritorno all'indietro. Innanzitutto è un concorso, quindi è una gara a premi, c'è un vincitore. Prima le gare avevano sempre un vincitore. Col tempo le gare poi che si fanno, perché questa che ascolteremo oggi per professionisti, non c'è più una giuria, non c'è più la proclamazione di un vincitore. Io penso che invece proprio il nome, la gara, la disputa, la possibilità di superare l'avversario sia anche uno stimolo a cantare meglio e a progredire. Quindi questa è una delle cose che noi abbiamo introdotto nel premio. La seconda riguarda la struttura della gara poetica, cioè abbiamo cercato di recuperare la parte finale della gara, che da 30 anni ormai, dalla fine degli anni 60, ormai non viene più effettuata sui palchi. Cioè la parte finale che era costituita da Samoda, un canto particolare, un canto difficile, con un artificio metrico, poetico importante, e che i poeti professionisti non hanno più cantato, non vogliono più cantare. Noi stiamo cercando di introdurla perché io penso che fosse una delle parti più importanti da cercare ancora. Samoda era di solito dedicata al salto,
cioè era un canto per il santo che si festeggiava nel paese. Nel nostro concorso, che non è legato alle festività religiose, abbiamo deciso di porre un tema anno per anno per Samosa. Quest'anno il tema l'abbiamo dedicato a Brigata Sassari. Proprio oggi i telegiornali che sono rientrati dall'Afghanistan, i nostri soldati della Brigata Sassari. Anche come, quindi abbiamo voluto mettere questo tema anche come riconoscimento a quello che stanno facendo in questi anni i nostri soldati, che stanno dando un'immagine della Sardegna che non è quella dei sequestratori, non è quella, ma è un'immagine di persone che sanno essere solidali, che sanno essere di aiuto in altre zone del mondo in cui ci sono persone meno fortunate di noi. Abbiamo cercato di coinvolgere anche, proprio perché il tema era questo, proprio la Brigata Sassari. Vi posso anticipare sin da ora che probabilmente il giorno della finale, spero anche qualche altro giorno, sarà presente il colonnello Giansecchi, che è l'autore dell'inno di Momia della Brigata Sassari, che ci parlerà un po' appunto della Brigata. Poi passiamo invece a quello che è proprio il concorso. Avevamo posto un limite di 9 partecipanti, sono arrivate 12 domande. Per non eliminare nessuno, stavamo pensando di stravolgere un po' quella che era la scaletta di questo concorso, che prevedeva 3 giornate eliminatorie e una finale con i vincitori delle varie serate. Con 12 partecipanti stavamo pensando di aggiungere una serata eliminatoria, quindi non solo il 16, il 23, il 30 e il 6 finale, ma aggiungeremo probabilmente, ormai siamo arrivati a quella soluzione, aggiungeremo una giornata il 5 di eliminatoria che arriveremo ad una finale a 4 anziché a 3 cantatori. Abbiamo istituito un premio per i giovani, proprio per incoraggiare i giovani, un premio di 250 euro, e quindi i giovani li collocheremo, i giovani al di sotto dei 35 anni, li collocheremo, scusate un attimo, inconveniente della diretta. Faremo una serata dedicata esclusivamente ai giovani, che sarà il 16, al di sotto dei 35 anni non sono poi tanto giovani, ma in questo mondo si possono considerare giovani, e ci sarà un premio per il vincitore di quella serata. Naturalmente chi vincerà la serata giovane parteciperà anche alla finale con gli altri. Per gli altri faremo, non ci sono problemi per la prima serata ai giovani, perché ci sono 3 iscritti al di sotto dei 35 anni, quindi saranno quei 3 che cadranno i 16. Per gli altri, per farli cantare, faremo degli abbinamenti tramite estrazione a sorte. Io penso che potremo fare nell'intervallo della gara di stasera davanti a tutti, così abbineremo 3 per serata. Come l'anno scorso ci sarà una giuria che giudicherà i cantatori, ma voterà anche il pubblico. Quindi daremo delle schede al pubblico, quest'anno 2 schede, una per decretare il vincitore di ogni serata, quella della serata finale, e una per decretare la miglior moda, perché abbiamo istituito anche un premio di 250 euro quest'anno, questa è un'altra novità, per la miglior moda. Poi mi sembra di aver detto quasi tutto.
danno partiti premi. Il vincitore assoluto riceverà 500 euro, al secondo classificato andranno 200 euro, al terzo classificato andranno 150 euro. Poi il premio per Samoa ne ho già parlato, il premio per il giovane ne ho già parlato, in più daremo 150 euro di rimborso spese a tutti i partecipanti. Quindi è un impegno abbastanza forte, io spero che il pubblico sia presente, che ci sostenga anche e che ci incoraggi per portare avanti questa manifestazione nei prossimi anni. Adesso diamo il microfono ai cantatori e ai professionisti, è anche un modo utile per i professionisti per confrontare la gara dei professionisti con quelle che saranno le gare dei dilettanti. Stasera canteranno Muretto e Ladu e sono accompagnati dal loro Santo Giovanni di Orgosolo, quindi possiamo, vi ringrazio per la pazienza, possiamo iniziare. Vergine Maria
non si scurtante e molto continuo. Manaro può salcare al Celestino in Sardegna anche e nel ambiente. Salsa poetica vena sul solo di zendero panzena. Mi
spiaghe che me si dà e salada, ini e pur vida una sagara. Indizio e le mostro sulle vaghe tesoro. Satterie che via in oro hanno scantato a intro di un ospizio. Esprimine sul nostro faedoso hanno storrato sano sol bezzetto. Zona e Pirana e Pana
improvvisare lui
si sa rimanderà, sì
se mi va che se sa provvista Deo propulso d'acqua te ne cura. Però lui mi va che sa vettura e Deo a papà che sa autista. Non ti deve spunuta lamentare chi tutto il tuo scurrimoso un pare. Signora in gracia, Padre
nelle dotto o e tenimmo pensare se
pensado, ponerse a seta sucar.